Tanto lo so che la Champions non la vinci mai, tanto lo so che arrivi in finale e poi la beccherai. La beffa la beccherai, anche se non arrivi in finale. Yeah, yeah. Tu perderai comunque in Champions League, lo sai. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Spettaccio mercato, Batman napoletano, come state? Vai giù, spero tutto bene. Allora, vai giù. Inter Bodo Glimt, squadra di una città di 50.000 abitanti, giusto? Sì, giusto. Inter precisamente ha perso i playoff di Champions League 1-2 contro i Bodo Glimt. Ah, io come godo. Ora gli ingiocabili siamo noi. Faccio pure l'accento milanese. Mo metto pure il microfono così si sente meglio. Allora, accento milanese. Gli ingiocabili siamo noi. Ingiocabili non siamo. Dai ragazzi, dai. Dai, ma quali ingiocabili? Voi avete solo il schifo. Avete pensato solo al scudetto. A rubare. Sta solo zitto. Mo Inter che deve giocare il 3 deve giocare a Genoa contro il Genoa, poi deve giocare martedì 3 contro il Bodo Glimt. Allora, il Bodo Glimt tra l'altro è una squadra mostruosa sia in casa che in trasferta, nulla da dire. Squadra mostruosa. Nonostante che l'Inter, guardando solo le statistiche, abbia fatto 33 tiri in porta, ok? Tra l'altro nello specchio dei pali 6, il Bodo Glimt 5. Possesso palla 70, per cento, il Bodo Glimt 30. Passaggi 106 l'Inter. Passaggi precisi 90 per l'Inter. Cioè, ma l'Inter questa partita, no? Guardando le statistiche, ok? Guardando solo le statistiche, non il risultato, la doveva vincere, ok? Per numero di tiri totali, per numero di tiri nello specchio della porta, per numero di passaggi precisi, un 90% contro un 70%, con tutto, in base alle statistiche, tutto doveva vincere, ok? Vabbè. Ma comunque possiamo dire che il Bodo Glimt è il nuovo Real Madrid, cioè una cosa incredibile. Poi segnava per l'Inter 76esimo, un gol tra virgolette un po' inutile perché comunque era andata a perdere per 2-5 totale andata e ritorno. Ricordo che l'andata ha vinto il Bodo, ha vinto la settimana scorsa 3-1 e al ritorno avevano 1-2. E ragazzi, veramente possiamo solo godere e basta. Cioè, l'Inter ha fatto una piccola figura di niente. Veramente, ragazzi, ha fatto una figura di niente. Ok? Questa partita l'Inter la doveva vincere. Ok, per me anche 1-0 che poi non gli portava la qualificazione in Champions, la doveva vincere 1, 2, 3-0, ma la doveva vincere, ok? Oppure al massimo pareggiare e poi andare ai supplementari. Però a mio parere, ok, doveva vincerla perché Mu stava in casa, non aveva scuse il campo del Bodo Glimt non è dei migliori e tutto.
c'è una lezione di Bodo ha fatto una lezione di calcio all'Inter e a Chivu. E basta. Vabbè, io vi saluto. Grazie a tutti per la visione. Ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e il mondo del calcio. Community WhatsApp in descrizione. Ciao, aiuto, vi voglio bene.